Un fine settimana all'insegna delle riscoperte turistiche nella nostra provincia, grazie alle iniziative portate avanti dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, importanti in un momento post-Covid-19, al fine di fare ripartire i flussi turistici. I luoghi scelti ad Agrigento e provincia sono stati il Giardino della Colimpetra, quello di Villa Genuardi, e ad Aragona la Fonte Episcopes, una villa donata dal barone Ignazio Genuardi al proprio figlio Gerlando. All'iniziativa di oggi presente il presidente regionale del FAI, avvocato Taibi, accompagnato dai suoi sostenitori, che ha anche raccontato delle tante iniziative organizzate che stanno avendo tanto successo, come Luoghi del Cuore FAI. L'importante è esserci in queste occasioni. Noi abbiamo aperto Villa Genuardi oggi dalle 9 alle 14, ma domani saremo in un'altra Villa Genuardi. Aspettiamo tutti perché siamo ad Aragona e adesso è diventata Fontes Episcopi, quindi abbiamo fatto questo collegamento. Dicevo, è importante esserci in questo momento che tutti dicono ripartenza, ma secondo me è proprio una partenza rispetto a un mondo nuovo. Ci si rende conto che dobbiamo prendere in considerazione, a parte la crisi climatica come è giusto, ma poi questo rapporto con la natura, e quindi siamo qua in questi 2 giorni a dedicarci agli alberi, al rapporto con la natura, perché ci rendiamo conto che paesaggio, ambiente e salute sono collegati. Poi questa è la nostra giornata anche di raccolta fondi. Sicuramente il FAI, come tante realtà, hanno sofferto e oggi chiediamo ai cittadini di esserci vicini per poter continuare la nostra attività, che poi ripartirà in autunno con le giornate FAI d'autunno. Devo però dire che stanno andando benissimo anche i Luoghi del Cuore, che continuate a votare. Sicuramente è stata un'occasione veramente importante per ritornare a vivere la nostra città in maniera diversa, ripartendo dalla natura e dalle nostre risorse architettoniche e risorse naturali, che vanno assolutamente sostenute e vanno riqualificate. Il FAI ha da sempre questo obiettivo e io sono felice di essere stata coinvolta per queste giornate all'aperto. Ecco, all'interno della giornata FAI qui a Villa Genuardi anche il viaggio dorico agrigentino, una mostra fotografica di Carmelo Capraro. Ho voluto portare il dorico agrigentino perché ci rappresenta maggiormente. Ho portato il primo stile, appunto l'arcaismo. Quest'anno ricorrono i 2600 anni e ho voluto collegare la situazione di questo luogo con la Valle dei Templi, perché qui ha albergato Miss Holloway, la famosa il soggetto del capretto nero scritto nel 1913 di Pirandello, perché qui con il papà veniva a passare le vacanze d'estate e si affacciava sui belvedere che stanno appunto dietro, sui giardini storici. Quindi letteratura, arte, archeologia, viaggio dorico perché ho ripreso le parole di Goethe nei suoi diari, nel suo viaggio in Sicilia, e perché è stato quello con le sue parole che ha sublimato la purezza dello stile dorico agrigentino, che qui raggiunge la perfezione dello stile. Ci sono anche le mie emozioni, le emozioni di un tramonto, della Valle dei Templi. Mi ispiro anche a Quasimodo, ai pittori del romanticismo tedesco, Friedrich, e le vedute hanno sempre qualcosa di più profondo, hanno una ricerca dell'anima che sento e che cerco di trasmettere agli altri. Sì, in questa giornata stiamo cercando di coniugare arte, bellezza, ambiente e anche musica, che comunque è un'arte che da sempre distingue l'essere umano. Qualcosa tu? Il momento musicale crediamo sia la giusta coniugazione tra l'arte e la cultura, quindi credo che anche in occasioni come queste sia importante esprimere l'importanza della musica. Se avessi meno nostalgia, saprei conoscere, potermi crescere. Invece assisto immobile al mio nascondermi